28 giugno 1952. Nasce a Barletta Pietro Mennea, la Freccia del Sud, uno dei più grandi atleti di tutti i tempi. Si dice che a 15 anni, su uno stradone di Barletta, sfidava alla corsa sui 50 metri, lui a piedi, una Porsche e un Alfa Romeo 1750 rossa, battendo l'una e l'altra. Nel 1979 Mennea, alle Universiadi di Città del Messico, vince i 200 metri con il tempo di 19,72, nuovo record del mondo. Alle Olimpiadi di Mosca del 1980 conquista la medaglia d'oro nei 200 metri. Chiusa la carriera sportiva, Mennea, plurilaureato, esercita la professione di avvocato, ricopre cariche politiche, si dedica ad attività filantropiche e scrive numerosi saggi. Muore il 21 marzo del 2013. Oggi pomeriggio allo Stadio Universitario Olimpico di Città del Messico siamo stati testimoni di una delle più grandi imprese sportive del nostro tempo. Siamo emozionati perché questa impresa sportiva l'ha ottenuta un ragazzo italiano, uno del sud, come dice lui stesso, Pietro Mennea. A 27 anni ha corso i 200 piani in 19,72, tempo sensazionale, 11 centesimi meglio del favoloso Tommy Smith, il nero americano che sulla stessa pista 11 anni fa stabilì un record del mondo che sembrava imbattibile e poi salutò col pugno guantato di nero per esprimere tutto il suo malessere e tutta la sua protesta. Pietro anche lui ha avuto polemiche e incomprensioni, ma la sua protesta è stata più sottile e meno plateale e adesso è qui quasi sazio, contento, sereno, avendo dimenticato quasi tutte queste incomprensioni. Perché Pietro? Ma non è che abbia dimenticato tutte queste incomprensioni, è che adesso questo risultato mi fa riflettere un po', perché adesso cambieranno moltissime cose per quanto riguarda la mia vita. Ecco, le immagini che vedete sono quelle del record di 3 giorni fa, quando Mennea corse la distanza in 19,96. Sembrava già un risultato clamoroso, il primo bianco sotto i 20 netti, aveva migliorato il record di Bordeaux di Monaco, e invece Mennea ha saputo fare di meglio, ha corso meglio di queste immagini che state vedendo. Perché? Studiato meglio la gara di oggi o ti è venuto distinto? Non ti abbia studiato la gara, era l'ultima occasione per poter fare un grosso risultato e qui ho cercato di fare un grosso tempo, però non mi aspettavo il record del mondo. Ecco, Mennea ha avuto un momento di commozione, ha abbracciato Nebbiolo, il presidente della FIDA, con cui in anni trascorsi ha avuto diversi contrasti. La felicità fa dimenticare tutto. Pietro, adesso senti di aver speso bene i tuoi anni, pensi che senza qualche contrasto o qualche alzato di testa tu avresti potuto forse ottenere di più se ti avessero anche capito di più? Ma decisamente avrei fatto meglio tempo prima, però purtroppo la vita va così e dopo 11 anni ho potuto raccogliere questo grosso risultato.